Lo storico capannone del petrolchimico di Marghera è gremito e il segretario generale della CGIL Maurizio Landini parla a braccio per un'ora di fila. Il suo è un invito aperto a chiunque voglia sostenere i 5 referendum sul mondo del lavoro e sulla cittadinanza per i quali il sindacato ha raccolto le firme. La data del voto non è ancora fissata, ma sarà sicuramente tra maggio e giugno. Un voto che Landini presenta come una sfida decisiva per la riconquista di un lavoro tutelato, stabile, dignitoso e sicuro, in uno scenario di infortuni sul lavoro anche dall'esito mortale che in Veneto continua a mietere vittime. Siamo di fronte a una strage e per cambiare questa situazione bisogna cambiare il modello di fare impresa. Bisogna contrastare radicalmente l'appalto, il subappalto e bisogna investire sulla formazione delle persone, sulla formazione delle imprese e per quello che ci riguarda il referendum che abbiamo indetto ha proprio questo obiettivo, perché sancire che la responsabilità rimane in capo all'impresa che decide di appaltare è la condizione per ridurre gli infortuni e le morti sul lavoro. Questo capannone alle porte di Venezia è stato un luogo simbolo del sindacalismo italiano che ultimamente sembrava destinato a ridursi a testimonianza di un passato lontano. Oggi invece appare un avamposto per contrastare a colpi di referendum una giustizia sociale definita sotto attacco anche a livello internazionale. Landini è un fiume di cifre. Ad esempio nel 1990 c'era 1 milione di lavoratori part-time, oggi sono il quadruplo, spesso con un reddito lordo poco superiore ai 10.000 euro. I dipendenti pubblici hanno perso in 10 anni il 14% di capacità d'acquisto, il tutto in uno scenario generale in cui redditi bassi e precariato stanno diventando la regola. Le persone che hanno meno salario, meno diritti, meno reddito, una condizione precaria, di part-time, di sfruttamento ormai sono milioni e quindi io credo che a tutte queste persone noi ci rivolgiamo, ma anche a chi sta bene, perché non è un voto solo per migliorare le proprie condizioni, ma anche per chi oggi ha invece un reddito fisso, un lavoro a tempo indeterminato e soddisfatto, deve far innescare quell'elemento di solidarietà con chi sta meno bene di lui, che non ha un lavoro stabile, per dare quei diritti che invece lui può godere.